Buongiorno a tutti, vediamo, sistemiamo, voglio farvi vedere la mia maglietta. È un bel dito medio, è un bel FAC, Ribelliamoci, perché ribellarsi è giusto perché stanno succedendo un po' di cose in questo paese dove tutti fanno la morale, e tutti che sono lì con il ditino sempre puntato, perché la colpa è vostra che non state a casa, è vostra che fate assembramento, è vostra che vi opponete, manifestate contro le sagge decisioni del governo. La colpa è sempre vostra e allora se loro stanno con il ditino puntato, noi gli rispondiamo così. Perché? Semplice. Perché ce le stanno facendo sotto gli occhi e noi queste cose le avevamo già dette. Noi esattamente, per fortuna, sapete, i video sono un po' come un notaio che verbalizza le cose giuste che avevamo detto prima e che si stanno verificando tutte. Il MES? Il MES? Leggiamo i giornali. Oggi mi diverto. Oggi praticamente leggerò soltanto i giornali e poi faremo i commenti del caso. Allora, intanto diciamo pure a tutti quelli che aspettano il Messia Draghi, che quello sarebbe proprio il capolavoro perfetto. Ci vogliono portare dentro il governo Draghi in modo che l'Europa a metterla in discussione, ma manco per niente, ok? Draghi significa esattamente andare avanti con le riforme, com'è che avevo detto? Le riforme si faranno e andranno avanti col pilota automatico. Bene, non c'è più bisogno del pilota automatico, perché metteranno il capo pilota, cioè Mario Draghi. Oh, già la sento nel paese quest'aria, meno male che arriva Draghi, meno male che ci salverà lui, esattamente come alcuni anni fa si salutava l'avvento del messia della Bocconi, il professor Mario Monti, e c'erano per lui le copertine del Time, le copertine del Corriere della Sera, le prime pagine di Repubblica, tutti un'osanna, evviva, 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 evviva Mario Monti, e qui sarà la stessa cosa, evviva, 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 evviva Mario Draghi. Non vedono l'ora di portarci in questo governo che poi di fatto sarà uno splendido governo europeista, neoliberista, consegnato nelle mani di colui che sul Britannia apparecchiò la prima grande privatizzazione all'italiana, dove importanti asset furono svenduti a capitali stranieri, e quindi Mario Draghi è stato uno dei primissimi a svendere il patrimonio italiano, e quindi altro che mettere in discussione l'Europa. Allora saremo sempre lì, la divisione del campo sarà netta. Chi sta con Mario Draghi e quindi ancora sta con l'Europa, con lo stesso paradigma neoliberista, e chi invece l'Europa la vuole completamente abbandonare, perché se devo sbagliare, sbaglio di mio. Cioè, io voglio essere responsabile dei miei errori, perché quando negli anni 80, negli anni della Milano da bere, negli anni dove si aumentava la spesa pubblica, il debito pubblico irresponsabile, sarà che comunque eravamo la quarta potenza al mondo. La quarta. E avevamo la corruzione, avevamo la mafia, avevamo tutto, ma eravamo la quarta potenza al mondo. Oggi che abbiamo la corruzione, la mafia, i boss scarcerati, siamo consegnati all'Europa e essere quarta potenza al mondo è soltanto un ricordo. Quindi, cari imprenditori, che io lo so, non vedete l'ora di Mario Draghi, ma è normale, perché se tu guardi la composizione di questo governo, il governo di Quacqua Racconte, dove c'è il ministro Puffetta, Lazzolina, che è simpatica, è Puffetta, è come Puffetta, no? È simpatica ma inutile, cioè è messa lì giusto per dire sono ministro, a sua insaputa, ok?
la parodia che continua a girare della Guzzanti è fantastica. Facciamo 50% delle classi le mettiamo in classe, 50% le mettiamo a casa, ed è tutto così, ed è una Vispa Teresa. Quindi hai lei, hai Bonafede, Bonafede Pippi hai quell'altro Gualtieri che hanno preso dall'Europa. Insomma, abbiamo un governo talmente così di scarso spessore, di niente, cioè non ha coraggio, non ha competenza, non ha niente. È chiaro che poi tutti aspettano chi? Aspettano il messia Mario Draghi. Però questo è il rinculo. Non è che se un governo fa schifo ne prendi uno che criminalmente è peggiore di quell'altro, perché la mentalità macroeconomica di Mario Draghi è una mentalità da colletto bianco. Svenderanno, continueranno a privatizzare, a svendere, a ristrutturare il debito pubblico, a fare tutte queste cose che non faranno crescere il paese. E quindi a voi la scelta: andare dietro a questo coro enorme di evviva Mario Draghi, evviva Mario Draghi, oppure opporsi. Quindi oggi abbiamo questi retroscena, per cui si va verso, o si guarda un po' a questo grande governo ammucchiatone, dove ovviamente si parla anche della Lega che è affascinata. Non so come mai, ma si sono affascinati, quasi innamorati di Mario Draghi. Io non lo so, non lo capisco proprio. Fino ovviamente al PD, a Renzi, a Berlusconi, la grande ammucchiata a chi per primo sosterrà Mario Draghi. Io un governo Mario Draghi, ma manco per niente lo voterei, ma manco per niente mi voterei Draghi Presidente della Repubblica, lo dico fin da subito, perché io non ho nessuna voglia di consegnare l'Italia a Mario Draghi. Quindi ho detto che mi attengo ai giornali, così farò. Forza Italia non farà la guerra a Conte, ma il centrodestra resta unito. Schifani. Parla ancora Renato Schifani, lo intervistano ancora. Cioè, capite? Se il centrodestra deve essere narrato ancora da Renato Schifani, uno dice, vabbè, simpatico Schifani, non c'è nulla contro Schifani, ma se il centrodestra è ancora fermo a quella roba lì, dico auguri, andate con questi europeisti, il Partito Popolare Europeo, che figata. Le retroscena del Corriere della Sera: Giorgetti chiama il governo Draghi come la bottiglia del mare, cioè la bottiglia del mare. C'è la bottiglia con dentro il governo Draghi, cioè il messaggio dentro la bottiglia, message in a bottle, come cantavano i Police, è già nel mare, e quindi prima o poi le correnti porteranno a riva questa bottiglia. Quindi, fuori di metafora, tutto si sta muovendo per portare il governo Draghi in porto, il governo di unità nazionale. Ora, l'unità nazionale, però guardate sempre, unità nazionale è sempre per loro, cioè l'unità nazionale è la loro idea di unità e la loro idea di nazione. Prima ci costringeranno a chiedere l'elemosina e poi tu andrai dal tuo spacciatore, andrai dal tuo strozzino legalizzato e chiederai i soldi, esattamente come accade con il MES. Sul MES c'è l'accordo. Tutti i giornali stanno scrivendo la stessa roba. C'è l'accordo sul MES, prestito fino a 10 anni, la maggioranza è divisa. Poi lo vediamo la maggioranza quanto è divisa, quanto venderanno ancora pezzi di sovranità. Allora, il MES ti dicono che è senza condizioni, ma lo andiamo a prendere, no? Allora, vado a prendere l'articolo di Repubblica e della Stampa, vediamo un po' dove lo vado. Intanto c'è un'intervista di Del Rio, perché il PD, Zingaretti, dicono che il MES va utilizzato senza se e senza ma, perché il MES fa bene all'Italia, fa bene agli italiani, è uno strumento che vi serve. Ma certo, ragazzi, vi volete privare del MES? In modo che così cominciamo con il MES light, perché ne entra sempre una punta. Poi arriva dentro la Troika, la Troika arriva
con colui che già strutturalmente, già mentalmente lui è troica, che è Mario Draghi. Cioè Mario Draghi è dentro la sua testa, è troica, è Goldman Sachs. Sì, lui adesso tenta di recuperare un po' quel pezzo di Keynes, di Federico Caffè, che conobbe, perché lui si laureò con Federico Caffè, quindi su tesi keynesiane, ma quello era Draghi studente universitario. Dallo studente universitario al Draghi di Goldman Sachs c'è il bravo studente, ok, in università con Federico Caffè, ne ha subito il fascino, perché vi invito a leggere l'ultima lezione, che è un po' la biografia romanzata di Federico Caffè, scritta da Ermanno Rea. Lo trovate per i tipi della Feltrinelli, leggetelo, perché intanto avreste la possibilità di scoprire un personaggio fantastico della storia economica di questo paese, la cui anche storia personale è molto molto affascinante, al di là appunto delle sue tesi keynesiane. Poi c'è anche il giallo, il mistero sulla sua scomparsa, un po' come Majorana, no? A un certo punto non ci sono, si perdono le tracce di Federico Caffè, quindi c'è anche tutto un racconto fatto di retroscena, fatto di mistero attorno alla scomparsa di questo grandissimo pensatore della macroeconomia italiana, uno dei più grandi pensatori e testimoni delle politiche keynesiane. Quindi Federico Caffè è stato il maestro di Mario Draghi, però poi Mario Draghi esce da quella dimensione ed entra nella vera e propria dimensione, che è quella di Goldman Sachs, quindi dei colletti bianchi. Allora il PD vuole usare il fondo, dice lo facciamo per il bene dell'Italia. Allora sulla Stampa si racconta, Marco Bresolin inviato a Bruxelles, c'è l'intesa su tutti i dettagli per la nuova linea di credito del MES, annuncia soddisfatto Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo. I 19 ministri dell'Eurozona hanno trovato un accordo sulla durata dei prestiti e sulle loro caratteristiche. Adesso ovviamente vi racconteranno che è senza lo stigma, cioè, capito? Senza la lettera scarlata. Voi che usate il MES non vi dovete sentire degli sfigati, dovete utilizzare il MES senza sentirvi degli sfigati, che già il fatto di pensare a una cosa del genere ti fa capire come non pensino più politicamente. Tu perché devi dire a uno, tu non devi sentirti, è un po' come dire, guarda, tu non ti devi sentire zoccola, no, non ti devi sentire zoccola, qualcuno ti dirà che sei zoccola, però non ti devi sentire zoccola, quindi praticamente ti dicono, no, non ti devi sentire zoccola, qui capito? E intanto ti continua a dire che sei una zoccola sostanzialmente, quindi ti dicono non ti devi sentire penalizzato perché usi il MES, non è che sei un paese sfigato, non ti preoccupare, tanto poi ci pensiamo noi, ed è così, col MES accadrà questo. Siccome lo sanno, allora che cosa farà Conte? E lo vediamo alla prova dei fatti, perché tanto queste cose l'accordo l'avevano già chiuso. Io ve lo dicevo e tutti, alla fine il tempo è galantuomo, arriva il tempo, arriva, e il MES lo infilano, perché non hanno mica il coraggio di fare il voto sul MES, no? Lo mette nella logica di pacchetto, e il pacchetto è il pacco agli italiani. Okay? Il pacchetto dove c'è dentro il MES che loro non utilizzeranno, tanto passa dal voto del Parlamento e vediamo chi dice sì e vediamo chi dice no, passa dal voto del Parlamento che prima o poi ci devi passare, e non mi interessa la logica di pacchetto, perché se c'è dentro il MES nessun pacchetto potrà mai avere il mio voto, questo ti sia chiaro. Poi abbiamo il ministro Gentiloni, ha detto: io non faccio il consigliere del governo, dice Paolo Gentiloni, commissario all'economia dell'Europa, messo da questo governo. Non so che cazzo è riuscito a fare questo governo. Ma ho lavorato molto per rendere questo strumento particolarmente interessante per quei paesi che hanno tassi di interesse piuttosto elevati come l'Italia. Cioè, guardate come ragionano non come politici, ma come spacciatori di prodotti finanziari. Perché l'Europa è un luogo di spaccio di prodotti finanziari. Il MES è un prodotto finanziario a tutti gli effetti. Te lo possono dare light, te lo possono dare adesso senza condizioni apparenti, però un po' di ristrutturazione un pochino lo devi fare, un po' di condizioni però te le devi prendere, perché non esistono
pranzi, cene di gala gratis, non esistono, quindi un pochino lo devi pagare, un pochino, ma questo è soltanto l'inizio, poi ti arriva dentro tutto, perché quando cominceremo ad avere grandi problemi, che già iniziamo ad avere, perché ragazzi, non so voi, ma io continuo a sentire di imprenditori, anche scritto, imprenditori non hanno i soldi dalle banche, non hanno possibilità di accesso, i lavoratori non hanno la cassa integrazione, sti benedetto 600-800 euro, continuano ad alzare la soglia, ma la gente non becca nulla. Questo è il tema di fondo, è che continuano a parlare, ad annunciare, a dire, a scrivere, e tra l'altro scrivono, annunciano i decreti, ok? In arrivo per aprile, è pronto, siamo ormai quasi al 10 maggio e ancora il decreto di aprile non c'è. Pensate, ovviamente tu bruci le settimane, ogni settimana bruciata è un pezzo di economia che dice ragazzi, qua saltiamo e non ti puoi neanche incazzare perché sennò ti dicono vabbè, ma adesso state a casa, siete irresponsabili, voi non dovete fare assembramento. Ragazzi, la fase 2 è partita senza i tamponi e dopo ci arriviamo. Ritorno però al MES, quindi il MES di fatto un pochino di contraccolpo lo genererà per forza di cose, non è completamente gratuito come vi dicevo, ma ha delle condizioni che sono inizialmente leggere, ma poi ripeto, quando avremo problemi di liquidità tu accetti non solo il MES light, ma accetterai il MES vero che ti arriva perché non sai più da che parte guardare e a che santo votarti. Intanto nel paese reale abbiamo le file al Monte dei Pegni, cediamo i ricordi di ieri per poter mangiare oggi. Questo è il paese reale. Mentre loro dicevano che nessuno sarebbe rimasto indietro, che era un problema, era un disguido, ma i 600 euro arriveranno tutti, anzi non bastano i 600 euro. C'era la Catalfo, la Catalfo che arrivava e fa non lasceremo indietro nessuno, i lavoratori, ci sono io, donna Catalfo, Catalfic, che protegge i lavoratori. A Catà devi dare i soldi, non è che dovete dare altre robe, dovete dare i soldi. Catà, a Catalfo devi dare i soldi. Vai a bussare alla porta di Racconte, vai di Gualtieri, ok? Dell'europeista Gualtieri, ok? Del notaio di Bruxelles, del paggetto di Bruxelles. Devi dire, dovete dare i soldi ai lavoratori, perché cassa integrazione non arriva nulla. E infatti arrivano gli articoli che ti dicono, signori, qua non ce n'è. E allora la verità è che fanno la coda al Monte dei Pegni per avere un po' di soldi, ok? Al Monte dei Pegni, un po' di soldi. Poi tra l'altro voglio capire perché il Monte dei Pegni sta aperto e il compro oro no. Cioè, se io devo impegnare qualcosa di mio, posso magari andare da qualcuno, tanto ormai strozzino uno, strozzino quell'altro, posso avere magari un altro luogo dove strappare magari qualche euro in più, se purtroppo devo svendere qualcosa che è mio, magari datemi la possibilità di dire, senti, di là me lo valutano X, tu quanto me lo valuti, visto che comunque devo svendere delle cose per fare la spesa. E sapete perché vanno al Monte dei Pegni? Perché è da 2 mesi che un grosso di famiglie italiane non ha un'entrata, non ha uno stipendio, una busta paga, un qualcosa. Questo sta accadendo nel paese. Quindi c'è Monte dei Pegni, ci sono le file alla Caritas, ci sono i pacchi che vengono consegnati, c'è gente che fa la spesa e dà qualcosa in più agli altri. Questo è quello che accade. Accade in questo paese qui, dove il governo continua a dire che figurati, ma no, è colpa delle banche. Ieri Patuanelli che diceva è colpa delle banche se non danno i soldi. E allora tu che cazzo stai lì a fare? Dimettiti. Bonafede scarcera, sotto il ministero di Bonafede si scarcerano i boss. Fosse successo con un altro ministro, il Movimento 5 Stelle, non lo so, avrebbe bruciato il Parlamento. Il Fatto Quotidiano avrebbe titolato a tutta pagina per 10 pagine di fila. Ma siccome Bonafede, e allora non si fa nulla. E poi andiamo anche lì. Andiamo a vedere.
Ecco i mafiosi manager, la lista dei 376 usciti ora al vaglio dei PM. Capito? Sono 2 giorni che Repubblica sta circostanziando le notizie. Boss mafiosi, scarcerati. Bonafede, ti dovresti dimettere, perché a parti rovesciate, ok? Se fosse stato qualcun altro diverso da Bonafede, ok? Il Movimento 5 Stelle e il suo House Organ, il Fatto Quotidiano, avrebbero fatto il diavolo a 4. Ma qui non si può fare perché c'è Pippi Bernardo Bonafede. Quindi i mafiosi. Ora c'è anche un po' il profilo. Giosuè Fioretto, il custode dei segreti del clan dei Casalesi, Diego Guzzino, a capo del tesoro nascosto, componente della cupola, poi abbiamo Gino Bontempo, il RAS dei fondi dell'Unione Europea nella zona di Messina, tutti legati a dei clan, erano dentro. L'uomo del pizzo del clan Piromalli, Domenico Pepè, cioè ci sono nomi e profili, ma come scrive Repubblica non sono i vecchi boss, no, questo è il crimine dei colletti bianchi che ha liquidità, ha ingenti disposizioni di denaro pronto per essere riciclato. E infatti poi troviamo un'abbondante, ricca di particolari inchiesta della Stampa che scrive: prestiti, turismo e farmacie, ecco come la nuova mafia divora le aziende in crisi. E in più abbiamo gli alberghi, i ristoranti, le farmacie, rami di impresa, cioè c'è tanto capitale da poter riciclare e quindi sono pronti al riciclaggio di denaro, ma non lo fanno con la lupara, lo fanno con le armi della finanza. Questo è quello che accade nel paese. Ecco perché a tutti quelli che dicono: ma voi siete responsabili, voi fomentate la piazza, voi fate questo, voi fate quell'altro, noi gli diciamo che ci opponiamo. Sì, siamo sgrammaticati, siamo brutti, sporchi, cattivi, siamo contro il buonismo di questo paese, non ce ne frega un tubo, ok? Noi siamo dei contestatori, siamo dei cani rabbiosi, ringhiosi, cani da guardia. E non vi molliamo, non vi molleremo, vi staremo sempre appiccicati, vi azzanniamo, non vi molleremo un secondo. A proposito, qua Conte, non hai ancora condonato le multe a quelle persone per bene, a quegli imprenditori per bene che sono andati in piazza in maniera composta e che tu con i tuoi DPCM del Menga hai multato, perché c'è sempre una tua norma che consente la multa. Allora la gente ai navigli si può assembrare, ma degli imprenditori che si stanno opponendo al diritto di morte che viene sancito dal governo, perché non puoi più lavorare, e si oppongono perché respingono questo diritto a morire che viene emanato dal governo, e loro chiedono il diritto di fare impresa, e lo fanno attraverso un diritto costituzionale che è il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero. Si può fare, sai, qua Conte. E lo so che tu sei un uomo dei DPCM, che al di là dei DPCM non sai andare, però sappi che noi continueremo, anzi io settimana prossima andrò a Firenze, stiamo organizzando a Firenze e a Padova, e farò di tutto per essere fisicamente lì. Ci multeranno, va bene, ma lì ci opporremo, faremo un po' di casino, staremo con tutti i telefonini, apriremo le dirette, dopodiché io davanti a Palazzo Chigi mi metterò fin tanto che qua Conte non dice che quelle multe saranno condonate, ok? E quindi non voglio lasciare soli quegli imprenditori, quei ristoratori, tutto quel mondo che sta soffrendo. Quindi vediamo chi la vince, e romperemo le scatole. Poi diteci pure che siamo brutti, cattivi, sobillatori, diteci quel cazzo che volete, ma non ve la faremo passare. E sì, ci sarà la piazza.
Voi avete paura di questa fase 2 dove la gente va in giro? Fate i tamponi. Governo, ognuno di noi ha pagato le tasse, una quota delle nostre tasse sono per la sanità pubblica, fate i tamponi. Voi conoscete qualcuno a cui è stato fatto il tampone? Io non ho trovato uno a cui è stato fatto il tampone. A parte i politici, perché appena i politici fanno arrivano subito con i tamponi, quindi i tamponi per i politici ci sono, ne fanno 8, 10, finché non è, per i giornalisti ci sono, per la gente comune i tamponi non ci sono, Quindi se sei cittadino di serie A il tampone te lo fanno, se sei invece cittadino ordinario il tampone non te lo fanno. E poi vogliono fare il controllo, no, non uscite, non esco, se so di essere positivo non esco. Se so bene, esco, vado a correre. Oggi finalmente vado a correre. Andate a correre, ok? Allora, andiamo avanti nel racconto. Ragazzi, sul Sole 24 Ore c'è un'intervista a Thomas Miao. Miao, Di Maio, Miao. Si chiamano tutti allo stesso modo. Chi è Miao? È il CEO, il grande capo di Huawei. Huawei scommette sull'Italia. E chi lo dice? Miao! E chi gli ha aperto la via della seta ed è il grande supporter di Huawei? Di Miao! Di Meng Xin. Vabbè, fatto sta che lo sviluppo del 5G è troppo lento in Italia. Ma che cazzo te ne frega a te? Ma qui abbiamo un problema che dobbiamo tutelare i nostri beni primari a cominciare dall'acqua, ok? E tu mi dici che il problema dell'Italia è il 5G? E chi se ne frega se il 5G è lento? Ti informo, ti informo che il 5G non è una priorità dell'essere umano, è una priorità vostra, della tecnologia, dell'idea di modernità che serve per controllare. La priorità è l'acqua pubblica. Infatti era una delle grandi battaglie del movimento. A me piaceva quando sento parlare di futuro. Dov'è la difesa del presente? La difesa dell'acqua, dell'oro blu? Non c'è una legge. Dove sei, Fico? Presidente Fico, dove sei? Tu che hai fatto tanto il rivoluzionario sull'acqua pubblica, sei presidente della Camera. Dov'è la legge sull'acqua pubblica? Dov'è la legge a difesa dell'acqua pubblica? Ragazzi, lo sviluppo del 5G è troppo lento in Italia. E allora si ripensi al meccanismo del Golden Power. Noi sto 5G iniziamo a capire che è più una smania vostra. Cosa ci nascondete col 5G? Qual è la grande magnata che vi state organizzando? Allora ragazzi, esatto, abbasso il 5G, viva il punto G. Allora, qual è la grande magnata che vi state organizzando? Questo lo voglio capire. Quindi, caro Miao, a noi dello sviluppo del 5G ti informo che non è la priorità assoluta del paese. Preferisco mettere in sicurezza l'economia reale, quella vera, dei miei Cumenda, dei nostri ristoratori, degli alberghi, dei balneari, degli agricoltori. A me del tuo interesse di Miao non me ne frega un tubo. Di Huawei non me ne frega un tubo. Ecco, fatevi le vostre cene a miagolare. Tu di Miao, Huawei, siete tutti così, onomatopeici, ok? Va bene, entro la fine dell'anno un centro per l'innovazione che potrebbe presto essere raddoppiato. Ragazzi, Huawei, facciamo Huawei dove c'è dentro il governo cinese. Cioè, noi continuiamo questa storia della Cina. Quando vi dicono Cina e arrivano con il sorriso dei miau, ecco, il gattone cinese e la tigre cinese, ricordatevi come hanno conquistato le varie Chinatown. Arrivano sempre così, con le loro borse piene di soldi, dicono, siamo pronti a risolvere i tuoi problemi. E quando tu sei così al gancio, è chiaro che dopo ti prendi tutto. Vado avanti. Sempre Sole 24 Ore, danni e costi reputazionali dei paradisi fiscali made in Europe. A me dei costi reputazionali non frega un tubo. Il fatto che ci sia concorrenza sleale dentro l'Unione Europea in nome
del fisco e delle tasse, quello mi fa decisamente arrabbiare. Ma tanto lo sappiamo, quante volte ve lo devo dire che si chiama Unione Europea e di Unione non c'è nulla. Ognuno fa quel che vuole, però di dietro ce l'abbiamo sempre noi. Senza condizionalità però ce l'abbiamo. Colle e Premier, la rete per blindare Bonafede, vabbè, ma che lo blindassero una volta. Blindatelo. Il virologo sbaglia, però in libreria arriva puntualissimo. Quando non stanno in laboratorio o in TV, Burioni, Capo e compagnia scrivono e sono virali. Sì, guardate, veramente, ormai sta roba qua di Burioni e di compagnia cantante è diventata ridicola. La fase 2 i problemi, i test, i tamponi, le mascherine, cosa non è stato fatto per ripartire in sicurezza. Ma io ve lo dissi subito, la fase 2 è la fase in cui il governo, gli scienziati, ok? Tra l'altro anche qui, gli scienziati che devono decidere le riaperture dei negozi. Ma allora andatevene tutti a casa, governo, andatevene tutti a casa, a questo punto fate governare gli scienziati, dite che non siete capaci, dite che la politica non serve. Allora noi possiamo anche, vi informo, noi possiamo anche rimanere tutti a casa. Cosa dobbiamo rimanere? Un altro mese a casa, bene, ma lo Stato paga immediatamente. Se volete che andiamo a casa, il primo giorno dell'invito a rimanere a casa, tu immediatamente mi accrediti 1.000 euro. Così io sto a casa. Boccia, volete che io stia a casa, che tutti stiamo a casa, responsabilmente, Sala, volete che bene, andate dal vostro governo e dite, noi stiamo a casa, ok? Però voi ci date 1.000 euro. 1.000 euro per ogni famiglia. Stiamo a casa. Perché non è che possiamo stare a casa, gli imprenditori non possono difendere il loro esercizio di impresa, la loro libertà di impresa, non possono difendersi perché dall'altra parte arrivano soltanto tasse, bollette, rotture di maroni. No, non è possibile. Così non funziona. Non funziona così. Il lockdown così non funziona. Ha funzionato bene prima, siamo stati tutti calmi, però adesso non avete il diritto di ammazzare le persone. Ok? Non avete il diritto di ammazzare le persone. Se sono stati commessi degli errori e ci sono stati delle grosse criticità sanitarie, forse perché prima avete tagliato la sanità pubblica e il PD è responsabile, perché quando governava il PD, tutto quello che diceva l'Europa sui tagli, voi l'avete accettato in nome del nuovo credo evangelico europeista. Quindi fase 2, i problemi, app, maschere, mascherine, test, tamponi, nulla di tutto questo. Io, per esempio, gente a cui è stato fatto il tampone non ne conosco. Ragazzi, questa due cosine. La prima è cassa in deroga, solo un lavoratore su 5 ha preso la cassa in deroga. In 500.000 sono ancora senza. Ma voi mi dite come diavolo è possibile pensare di essere credibile quando i lavoratori non hanno percepito niente. Le partite IVA sono più quelle che sono senza il bonus dei 600, degli 800 euro. Gli imprenditori non possono fare impresa, a meno che non siano protetti da Confindustria e dal cartello CGIL, CISL e UIL, che tanto è la stessa roba. Confindustria, CGIL e CISL e UIL è una parola unica. Proteggono i privilegiati, i garantiti, i privilegiati. Fuori da quel mondo c'è tutto il vero mondo, ok? Che non ha tutele. Poi l'altra schifezza, perché questa è una schifezza vera, e ritorniamo alla task force di Colau. Quando si diceva, non c'è un imprenditore dentro la task force. Volete l'elenco degli imprenditori che adesso collaboreranno con Colau? Ve li do tutti. Ragazzi, tenetevi forte, Guardate la vera impresa di questo paese. Guardate chi sono gli imprenditori a cui Colau dà ascolto. Attenzione! Giuseppe Bono Fincantieri. Si scrive Giuseppe Bono al suo uomo che è Patuanelli, è ministro per conto di Fincantieri Trieste. Tutti gli uomini che piazza Patuanelli in qualche modo hanno sempre a che fare con Fincantieri e con Bono. Quindi Bono, Fincantieri è l'imprenditore che vuole dire, Fincantieri non ha bisogno
di Colau. Fincantieri è Fincantieri, è una partecipata dallo Stato, è un colosso. Tra l'altro Fincantieri, Patuanelli, non è che puoi dire cortesemente al ministro del lavoro Catalfo se va a fare 2 controlli fuori dal cantiere di Fincantieri? Perché ci sono sempre queste voci di caporalato, queste voci di dumping lavorativo, dove non si riesce mai a mandare un ispettore. Patuanelli, visto che sei il ministro dello sviluppo economico e sei di Trieste, non è che fai il rappresentante del territorio e dici al ministro Catalfo, come si chiama lei, se può mandare degli ispettori del lavoro? Lo so che sei amico di Bono, lo so che ti piace tanto Fincantieri, però magari le hai sentite anche tu queste vocine? Le hai sentite anche tu le vocine a Trieste di caporalato che si muove ai margini di Fincantieri? Io mi ricordo che con la Gabbia facemmo un pezzo e quando ho posto la questione a Bono non ha voluto parlare con me neanche come parlamentare, perché oh, che palle che è questo Paragone, sempre a rompere le scatole. Già è vero, Paragone rompe sempre le scatole a difesa dei lavoratori, a difesa della gente che non vuole essere sfruttata. Andiamo a vedere quanti sono, da dove arrivano questi lavoratori che stanno ai margini di Fincantieri. Vogliamo capire, ci piacerebbe un po' di ispezione, la possiamo fare oppure no? Oppure tutta una grande amicizia, è una grande amicizia. Che bello questo paese che si vuole bene, che bello. Altri imprenditori. Oltre a Bono, Fincantieri, abbiamo Ermanno Ferrari per Marelli, Alberto Galassi, gruppo Ferretti, che tra l'altro è un gruppo dove c'è dentro un fondo cinese, abbiamo Pietro Gorlier, FCA Italia, ormai nota multinazionale italiana, FCA Auto, ok? Nota multinazionale italiana, con orgoglio italiano, non è che ha la sede in Olanda, no, ma no, assolutamente. Antonio Marcegaglia, per il gruppo omonimo, cioè non basta Emma Marcegaglia che è in giro dovunque, anche Antonio Marcegaglia, Lucia Morcelli di ArcelorMittal. Poi chi cazzo volete prendere? Anche Erode? Cioè, avanzava un posto anche per Erode? Cioè, tutti questi grandi gruppi. Marco Tronchetti Provera. Ragazzi, Salini per il gruppo Salini in Pregilo. Ma ragazzi, eccoli qua. Ragazzi, sono riusciti a mettere anche quello di ArcelorMittal. Questo è il governo. È un governo di sistema. Questo è un governo di sistema, altro che la forza antisistema. Ragazzi, ma più schiavi del sistema, più servi del sistema di questi. Ma io non ne vedo, sono sempre gli stessi nomi. Ma che schifo, ragazzi, ma che schifo. E poi vanno a multare gli imprenditori, i ristoratori, vabbè, ragazzi, basta. Cosa volete che vi dica? I 10 imprenditori chiamati da Colau, Tronchetti Provera. Vabbè, la Morcelli, come si chiama lei? Morcelli, di ArcelorMittal. Vabbè, basta. Divertitevi voi, opponetevi. Io settimana prossima ci metto la faccia. Dove ci sono delle contestazioni, delle manifestazioni, ci metto la faccia io. Poi ditemi pure che sono ditemi pure che sono cattivo, sobillatore, sono sempre quello della gabbia. Sono sempre quello della gabbia. Sono sempre quello che dice no all'Europa, no ai poteri forti, no ad una finanza onnivora, no al solito sistema. Banca Italia è tutto uguale. A Rocco, tira fuori gli elenchi di quelli che non hanno pagato, gli imprenditori che sono coinvolti negli NPL, tira fuori i nomi, verità, trasparenza, aria pulita, altrimenti smammate. Ciao ragazzi.